Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Momento Sport. Apriamo la nostra rubrica sportiva parlando di calcio. Iniziamo dal campionato di Lega Pro, dove si è registrata la sconfitta fuori casa della Virtus Entella, una battuta d'arresto nella corsa per la promozione. I biancocelesti sono stati sconfitti 2-0 dal Pro Patria, squadra già sicura di affrontare i play-off. Alle spalle dei chiavaresi si fa sotto il Piacenza, vittorioso in casa 2-1 con il Cuneo, che si porta a -1 dai chiavaresi in classifica. Giovedì al Comunale arriva l'Arezzo, il fischio d'inizio è previsto per le 20:30, ma ora ascoltiamo le dichiarazioni a fine gara del mister Boscaglia. Lo sapevamo già e naturalmente abbiamo iniziato un po' così, balbettando, e abbiamo preso il gol su un piazzato. Quindi si è messa subito difficile, la squadra però ha iniziato a giocare anche bene. Il problema è che ci siamo anche fatti infilare più volte con passaggi sbagliati, con situazioni un po' così al limite, diciamo, del sostenibile per quanto riguarda la qualità dei passaggi. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto qualche cambio e la squadra ha reagito benissimo, nel senso che comunque sono stati 20-25 minuti dove li abbiamo messi lì dietro. Loro ci ripartivano, quindi ci creavano qualche problema, hanno giocato molto su palla lunga, rinviando tanti palloni e noi soprattutto inizialmente non abbiamo avuto le misure giuste, soprattutto contro i loro tre difensori e il play. Poi, ripeto, in quei 25 minuti che dicevo abbiamo sfiorato 2 volte il gol del pareggio e purtroppo abbiamo preso su un calcio d'angolo nostro una ripartenza che ci ha fatto molto male. Però dobbiamo guardare avanti, non ci dobbiamo soffermare su questa ci deve servire da lezione e dobbiamo pensare subito ad Arezzo, che è la partita più importante del nostro campionato. Passiamo ora a vedere i risultati nel campionato di Serie D, 31esima giornata del girone A, vede la sconfitta della Lavagnese e il pareggio del Sestri Levante. I bianconeri in trasferta sul campo della Fezzanese sono stati battuti per 2-0. Il risultato è stato sbloccato al 14esimo della ripresa da una rete di Diallo, il raddoppio 4 minuti più tardi con Baudi. Lavagnese che resta ferma in classifica, 36 punti in area play-out. Pareggio 1-1 per i corsari al dove ospitavano il Ligorna. Il Sestri Levante passa in vantaggio al 35esimo del secondo tempo con una rete di Pane, ma viene raggiunto dal Ligorna allo scadere, 46esimo di gioco, con un gol di Lala. I rossoblù sono a 37 punti in classifica, uno in più rispetto alla Lavagnese. E ora il consueto sguardo ai verdetti che arrivano dai campi di gioco. Oggi parliamo di seconda categoria. A Ciassetta si aggiudica la partita con il San Lorenzo per 2-1 e guadagna la promozione diretta in prima categoria. Ascoltiamo il mister della squadra lavagnese neopromossa. Un salto di categoria inseguito, voluto, ma sicuramente comunque una grande gioia, una grande festa a fine campionato con questa vittoria. Sì, è una gioia immensa, una felicità incredibile, perché comunque abbiamo fatto un'impresa storica, non era mai successo nella Ciassetta di vincere un campionato di seconda categoria e quindi di avere la possibilità di giocare una prima categoria, che è un campionato ambizioso, un campionato bello e competitivo. Ci siamo riusciti, siamo stracontenti, siamo strafelici. Ora stiamo un po' metabolizzando l'impresa che siamo riusciti a fare, perché poi a caldo, poi tra i festeggiamenti e tante cose, non si percepisce bene il valore, mentre invece adesso siamo consci che abbiamo fatto bene, tanto. È stato tutto il frutto di un percorso che abbiamo fatto dall'inizio, ci eravamo posti l'obiettivo di fare bene, però privilegiando comunque sempre il gruppo, sempre i nostri valori e la Ciassetta, che sono il valore di un gruppo di amici che comunque dedica tempo alla squadra. Abbiamo costruito una bella rosa, ragazzi bravi, ma anche oltretutto con dei valori importanti, e piano piano, domenica, partita dopo partita, abbiamo fatto questo percorso che ci ha portati a festeggiare il sabato a Santa Margherita, e siamo strafelici.
Ecco, la vittoria è arrivata comunque, diciamo così, la conferma è arrivata comunque all'ultima giornata con il San Lorenzo. Sì, è arrivata l'ultima giornata perché avevamo la possibilità di festeggiare il sabato prima in casa contro il Valle, ma abbiamo sbagliato la partita e c'era anche il valore degli avversari che sono degli ottimi avversari, però noi abbiamo sbagliato, non eravamo ancora così pronti per riuscire a festeggiare, perché quelli sono partite dove bisogna mettere un qualcosina in più anche a livello mentale. Noi è un po' la cosa che all'inizio dell'anno abbiamo lavorato tanto, un po' ci è mancata, però poi ci siamo riuniti in settimana, abbiamo capito che dovevamo dare di più, dovevamo mettere il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo lavorato bene. I ragazzi li ho visti, erano impegnati, sapevano l'obiettivo da raggiungere, come raggiungerlo e niente, abbiamo vinto e quindi è andata bene. L'obiettivo era quello di migliorare la posizione dello scorso anno, dove comunque a Ciassetta era arrivata a un terzo posto, quindi c'era solo la promozione come obiettivo. Sì, perché comunque all'inizio dell'anno, quando ci siamo visti con la società, con i ragazzi, abbiamo messo davanti prima delle altre priorità. Erano le priorità di creare un bel gruppo e comunque fare le cose bene, perché comunque sì, è sempre una passione, però le cose vanno fatte sempre con il massimo dell'impegno. E l'obiettivo poi sportivo, all'inizio dell'anno sono anche tantissime altre squadre che erano accreditate per vincere, ci mancherebbe, anche più attrezzate di noi, però noi abbiamo detto questa è una squadra che ha una base solida, con l'innesto di qualche giocatore di qualità riusciremo a fare bene, però lavoriamo sempre passo dopo passo e poi alla fine raccoglieremo i risultati e ci hanno premiato perché comunque siamo riusciti a vincere. Quali sono le difficoltà di un campionato di seconda categoria e che cosa vi aspettate per il prossimo anno, una prima categoria? Il campionato di seconda categoria quest'anno era un campionato bello, molto equilibrato, perché comunque tutte le squadre sono ben attrezzate da un punto di vista tecnico, allenatori giovani che prediligono il gioco, quindi tutte partite equilibrate. Infatti non c'era mai una partita facile dall'inizio, erano tutte partite che bisognava vincerle sul campo e quindi anche il fatto di aver vinto deve renderci ancora più orgogliosi e fieri di noi, perché abbiamo vinto un campionato bel campionato competitivo e questo deve darci anche maggior entusiasmo. Il campionato di prima categoria io lo conosco perché l'ho fatto. Il campionato di prima categoria è diverso dalla seconda perché comunque si va innanzitutto in territori diversi, si va verso Genova, Spezia, diciamo, adesso non so di preciso in che girone andremo, ci sono squadre che sono abituate da anni a fare questa categoria, è una categoria dove ci sono anche dei valori più alti rispetto alla seconda, però adesso piano piano poi ci penseremo, ora ci godiamo ancora un po' la vittoria e poi con la società cercheremo di fare il massimo, sono sicuro che riusciremo perché comunque la società ha degli ottimi dirigenti, hanno delle ottime idee, ottimi valori e quindi qualcosa di buono riusciremo a fare. Nel tuo percorso personale una duplice soddisfazione, era il primo anno su una panchina di calcio da allenatore, fino allo scorso anno invece era un calcio giocato da calciatore. Sì, fino all'anno scorso giocavo a calcio, poi è venuta l'opportunità di fare il corso che era a Spezia, tra l'altro ho iniziato poi a gennaio, quindi ho interrotto l'attività, ma diciamo che ero già sull'idea di dover smettere perché comunque l'età avanzava, però avevo questa voglia di provare a misurarmi anche in un altro aspetto e ci sono riuscito perché comunque sì, è vero, sono più gli altri che me lo fanno notare questa cosa qua, ma ancora non è che lo abbia ancora ben realizzata e sono felice di averlo fatto con loro, con la Ciassetta, perché comunque per me la Ciassetta è sempre stata una squadra importante, una squadra a cui ho voluto bene, a cui ho giocato, sono stato capitano e quindi sono veramente contento di averlo fatto con loro, felicissimo. Che cosa ti ha aiutato di più in questa tua prima esperienza in panchina? Mi ha aiutato avere innanzitutto una società con delle persone che stimo, con delle persone che hanno dei valori, che conosco bene
E infatti sono contento di aver scelto loro, al di là delle, diciamo, delle cose esterne, così appunto di stima e valore, ma soprattutto perché comunque io ero al primo anno, quindi non potevo sapere bene come poteva essere questa avventura, e quindi però con loro sapevo che avevo un confronto, nel senso, io ero sicuro che magari potevo commettere qualche errore, loro anche, però il fatto di avere un confronto, di trovare una soluzione, non uno scontro come tante volte succede invece, dove si hanno dei ruoli ben precisi, allenatore, direttore sportivo, presidente, risultati, una serie di cose. Invece con loro io sapevo che potevo avere un confronto e quindi migliorare anche me stesso e io migliorare anche loro. Quindi questa secondo me è stata la chiave del successo, ecco. Adesso ci godiamo il risultato, poi si riparte per una nuova avventura. Sì, ora ci godiamo il risultato, meritatissimo, stiamo festeggiando da sabato e adesso c'era ancora qualche giorno di festeggiamento, facciamo ancora qualche allenamento per stare un po' insieme e sì, ci godiamo ancora tutto, poi piano piano progetteremo quello che sarà il prossimo anno, ecco. Squadra vincente non si cambia? Squadra vincente non si cambia, no, assolutamente. Io dei ragazzi che ci sono quest'anno, io non ne cambio uno. Per me sono tutti confermati dal primo all'ultimo e naturalmente ci vorrà poi l'innesto di qualcuno, perché comunque la categoria è diversa e quello poi sarà una cosa che spetterà alla società, ma sono sicuro che faranno bene, perché comunque hanno già fatto bene quest'anno e sono sicuro che faranno bene anche il prossimo anno, ecco. Uno sguardo ai risultati di pallanuoto ed iniziamo con la strepitosa cavalcata in Europa della Prorecco. A Budapest i biancocelesti conquistano la 12ª vittoria in altrettante partite di Champions League, battendo il Ferencváros per 13-7. Era un test molto importante per noi, ha commentato il mister Rudic, perché era la prima partita dopo un lungo periodo in cui i giocatori erano stati lontani dal club per impegni con le rispettive nazionali. In Serie A2 maschile, vittoria casalinga del Lavagna 90 che ha battuto il Civitavecchia per 14-5. I lavagnesi salgono a quota 36 punti, terzi in classifica, dietro a Camogli 42 e Reale Mutua a Torino a 44. In Serie B maschile invece Arenzano batte Chiavari 11-8, vittoria del Rapallo nella vasca del Vigevano per 9-7. La classifica: Chiavari fanalino di coda, ferma a 6 punti, Rapallo a quota 17. E ora uno sguardo alla vela. Nello specchio acqueo antistante Chiavari si è disputato nel fine settimana la regata velica 50 anni di derive, già trofeo Boletto. Nella giornata di sabato 38 equipaggi provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia hanno varato le loro piccole imbarcazioni trasportate via terra e si sono cimentati in 2 prove caratterizzate da un tempo incerto, mare calmo e vento di libeccio. Domenica invece le condizioni meteo caratterizzate da cielo nuvoloso e scarsissimo vento non hanno permesso purtroppo lo svolgimento di alcuna prova. I regattanti in mare sin dal mattino in attesa del vento alle 14 hanno fatto ritorno a terra con nulla di fatto. Ecco i premiati per quanto riguarda l'edizione 2019 dei 50 anni di derive. Nella classe contender, prova valida per il campionato nazionale, primo classificato Antonio Lambertini dello Yacht Club Domaso su Thalia 2013. Nella classe Fireball primo classificato Steven Morzani e Matteo Brescia di Fraia Vela Desenzano. Nella classe Laser Standard primo classificato Luca Cesena del Circolo Velico Medio Verbano su Zanna Bianca. Nella classe Radial, Laser Radial, primo classificato Federico Lolli della Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure, che regattava sull'imbarcazione No Comment. E in tema di premiazioni si è rinnovata a Chiavari la premiazione del Panathlon Club Chiavari Tigullio, riservata a tutti gli atleti che si siano particolarmente contraddistinti nell'arco del 2018, sia per la loro attività agonistica, per i risultati, ma soprattutto per l'etica e il fair play. Vediamo.
Una vera e propria passerella di atleti che rappresenta una vetrina sportiva multidisciplinare per il Tigullio. La cerimonia annuale di consegna dei premi Panathlon, ospitata alla Società Economica Chiavarese, ha dato visibilità a molte categorie di sportivi che si impegnano e portano i colori locali alla ribalta nazionale ed internazionale. È stato un momento di incontro tra atleti, tra società, e abbiamo messo in risalto quant'è il valore del Tigullio nell'ambito dell'atletica nazionale, con tutti i premi che abbiamo dato, riconoscimenti per persone che hanno vinto in territorio nazionale e all'estero. Sei contento della premiazione di quest'annata? Abbiamo visto tanti campioni, lo diciamo ogni anno, però anche quest'anno avevamo qua la sala quest'anno economica piena. Gremita, abbiamo avuto difficoltà, abbiamo addirittura dimenticato qualche premio, abbiamo fatto ammenda all'inizio della nostra presentazione, sicuramente porteremo questi premi, ma pensate, un'altra volta dovremo prenotare una sala da 300 persone. Per il sodalizio chiavarese l'occasione per esaltare, oltre al gesto atletico, anche lo spirito del fair play, un cardine per tutti i club che compongono il distretto Italia. Ci sono tanta volontà di lavorare, tanti presidenti, dico tanti presidenti come Michele Priolo, perché i club sono 160, non sono 160 presidenti così, ma qualche decina di presidenti. Così ci sono, il che vuol dire che abbiamo un Panathlon veramente forte. E oggi ha dimostrato, perché il premio è ambito. Il premio è un riconoscimento giusto, come è stato detto, agli atleti, ai genitori, ai dirigenti, ma è un premio per l'etica, è un premio per lo sport, è un premio per migliorare la qualità della vita. Oltre allo sport giocato, un riconoscimento speciale è andato anche a chi promuove l'etica sportiva attraverso la comunicazione. Teleradio Pace, Radio Aldebaran e il giovane Nicolò Pagliettini. A queste realtà il premio è intitolato alla memoria di un grande sportivo, Stefano Sanguinetti. Sportivo da giovane, sportivo da coniugato e sportivo da pensionato, in tutte le sue fasi. Lo sport l'ha vissuto dalla pratica al sentimento, era una persona molto sensibile e capiva tutto quello che doveva essere spronato, soprattutto dal punto di vista dei giovani, puntava tanto sull'educazione delle famiglie, dei ragazzi attraverso lo sport. Ecco, lui l'abbiamo visto per ultimo nel Panathlon, ma ha un'ex carriera di arbitro. Ex carriera di arbitro. Di calcio. Di calcio, sì, è arrivato a livelli internazionali ed era la sua grande passione. Passione che ha condiviso anche la mamma e ha condiviso anche con i figli, perché comunque spesso lo vedeva impegnato in trasferte lontane. Lo sport per tutti, lo sport come palestra di vita, lo diciamo sempre, come bagno d'umiltà, non solo come fenomeni e come grinta, come antidoto alla frustrazione e come palestra di vita in tutti i sensi, almeno lui diceva sempre così e ce l'ha trasmesso, speriamo anche noi di portarlo avanti. Fanno tanto anche gli adulti, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi. Con questo servizio si conclude il Momento Sport, grazie a tutti per l'ascolto. Questa settimana non ci sarà il consueto appuntamento nel fine settimana, siamo nella settimana santa, la settimana che ci porta verso la Pasqua, per cui l'appuntamento è a dopo Pasqua. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona Pasqua a tutti.